Al padiglione della Regione Veneto, qui a Frutta e Logistica 2024, la visita del Ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Francesco Lollobrigida. Andiamo a sentire che cosa ci ha detto. Ministro, una vetrina importante, Frutta e Logistica, e in un momento difficile, però il governo è presente. Facciamolo al contrario. Quello che c'è dentro la vetrina è più importante. Noi abbiamo qui 473 imprenditori agricoli italiani, consorzi, le regioni che promuovono i nostri prodotti in un mercato straordinariamente rilevante dove se vendi porti ricchezza in Italia, e questo ci permette di far crescere la nostra economia e quindi anche quell'equità sociale che tutti ricerchiamo. E allora bisogna lavorare all'estero per aumentare le nostre esportazioni e lavorare in Italia per difendere le nostre produzioni, e il nostro governo questo fa. Le proteste di questi giorni, Ministro, che risposte dà il governo? La coerenza con la quale dall'insediamento abbiamo rimesso al centro l'agricoltura. È oggettivo che il Ministero dell'Agricoltura è tornato ad essere centrale nelle dinamiche di governo grazie a un investimento che la Presidente Meloni ha fatto anche in termini di scelte di bilancio che, nonostante i tagli complessivi e le minori disponibilità, ha visto aumentare esponenzialmente il bilancio del Ministero dell'Agricoltura. Quindi continueremo così, semplificando la vita ai nostri agricoltori, ma la partita vera non si fa in Italia, si fa in Europa, dove stiamo vincendo delle partite rilevanti. E non è una cosa strana che l'Italia riesca a influenzare l'Unione Europea, perché l'Italia è tra le 3 nazioni principali dell'Unione Europea e in questi settori o è la prima o è la seconda delle nazioni. Se l'Europa non si lascia influenzare da chi conosce questo mondo, cioè dagli italiani, da chi si deve fare influenzare, da chi invece da piccole nazioni decide che le produzioni possono essere cancellate in nome di ideologie, a noi non sta bene e quindi ci batteremo per questo.